Stamattina mi sento Masterchef. Guardate qua che cosa ho preparato. E che pezzi di backstage che ho preparato. Guardate, guardate. Siete pronti per fare questi patane e questo bello pezzo di carne insieme a me? E già, pigliate carta e penna. Per prima cosa ci serviranno 1 chilo di patate. Sciampezzate 2 spiedine rint e ve le appoggiate su un piano di lavoro e le tagliate così, però vi dovete lasciare la parte sotto in modo che sarà a fisarmonica. Guardate, così sottili. Ora vi faccio vedere mo che le ho aperte tutte. Ecco qua, guardate, deve venire così, vedete? Però sotto la patata deve rimanere intera, nulla da tagliare fino a sotto. E poi ci togliete lo spiedino che avete inserito prima per tagliarle. Ecco qua, guardate. Dopo che avete tagliato tutte le patate a fisarmonica, pigliate un po' di salvia fresca oppure secca, quello che tenete, lo tagliate a pezzettini piccolini, ecco qua, e lo mettete in un recipiente. Alla salvia ho unito un cubetto di prezzemolo e un cubetto di basilico, quelli là che faccio io congelati, e anche un po' di rosmarino. Io tengo il fresco e ci metto il fresco, voi tenete il secco, ci mettete così. Si metterebbe anche l'aglio, se voi ci volete mettere, ci mettete. A me non è che mi piace molto. Un po' di pepe, un po' di paprika dolce, paprika, e sempre con tutto il cuore, a sentimento, olio, tanto olio, un cucchiaino di sale, parmigiano, mettete, facete per chiuso, e 100 ml di acqua. Abbiamo a fare un misca Francesca, miscate belle cose. Adesso a una tutte le patate che avete tagliato le inserite in questo sughetto che avete preparato e lo fate ammiscare dentro alle patane, ma raccomando, pizzatelo anche dentro i portusi, vedete? Così. Dopo che avete inchiavicato tutte le patate in questo sugo, e mettete in una placca con la carta da forno. Qualche patata, vedete, si è rotta, ma non fa niente, mica dai sano ancora. Poi prendete il resto del sughetto, ce lo andate a buttare su tutte le patate, così. E poi vi facete una bella rattata. Sembra la solita rattata capita a me per faccio verde, ma una rattata di pecorino. Ecco qua. E poi ogni patanella lo facete una rattata a patana, ok? Adesso in forno a 200 gradi per 50 minuti. E andrà da occhio ogni tanto e facete una buttata e una girata. Adesso invece cuociamo il nostro filetto. Ci vede un bello filetto di manzo, salvia, rosmarino, aglio, un bel pezzetto di burro. Uniamo un po' di sale rosa e facciamo sciogliere. Man mano che cuoce andiamo a bagnare con il burro. Adesso lo copriamo con un coperchio e lo lasciamo cuocere un quarto d'ora, poi dopo lo giriamo.
aggiungiamo un bel bicchiere di vino bianco e facciamo sfumare. Ecco qua ragazzi, è tutto pronto. Assaggiamo. Assaggiamo. Vediamo. Perfetta la cottura, guardate. Ecco qua, mettiamo un po' di sughino sulla carne. Ecco qua. Oh, buon appetito a tutti quanti e buona giornata. Mua.